Siliqua è ancora una volta la capitale dello streetball, quarta edizione di Bijin House, il basket di strada dunque qui in questo anfiteatro. Stefano Frongia, presentaci innanzitutto questa manifestazione Bijin House molto particolare soprattutto nel suo spirito. Sì, è una manifestazione che è nata un po' per caso, un po' per sfida tra me e Marco Porco, il capitano dei Madas di Siliqua. Ci trovavamo così in una piazzetta e niente, ci siamo inventati questo torneo di rioni. È nato come un 3 contro 3 anche per la difficoltà di reperire giocatori amatori che si dedicano al basket. E niente, da quel 3 contro 3 nel 2013 siamo arrivati alla quarta edizione oggi, 4 contro 4, 10 rioni. Sono circa 100 giocatori che si prodigano, poi abbiamo 4 squadre femminili, abbiamo unito il mini Bijin House che coinvolge i bambini dai 3, addirittura dai 3 ai 11 anni. Li abbiamo tra virgolette presentati in prima serata, un successone non solo per noi ma soprattutto per il pubblico che si è non solo affezionato alla manifestazione ma soprattutto ai ragazzi, ai protagonisti. Che ogni anno si sfidano. Lo spieghiamo, insomma, a questo torneo partecipano delle persone che normalmente non giocano a basket ma che si allenano tutto l'anno per fare bella figura a Bijin House. Non ci sono, diciamo, veri e propri professionisti del basket, se possiamo così chiamarli, ma a Bijin House competono proprio tutti e ogni rione compete per difendere il proprio quartiere. Sì, dopo 4 edizioni abbiamo un rione che ha già 2 stelline, Sarriu, che giusto ieri si è confermato campione. Cosa posso dire? Un tesserato che noi chiamiamo testa di serie perché stiliamo una propria vera classifica di 10 persone che viene sorteggiato in un rione che non è di sua di provenienza, quindi io che sono un giocatore vengo estratto ogni anno in un rione diverso. Gli altri 9 giocatori sono tutti appartenenti a un rione specifico e niente, tutti devono giocare obbligatoriamente almeno un tot di secondi a partita, pena l'esclusione, la squalifica della squadra e la perdita della partita a tavolino. Assieme a questo c'è anche un torneo pro, tanti nomi importanti a testimonianza del fatto che Bijin House vuole anche essere un torneo di spicco nello streetball isolano. Sì, abbiamo iniziato con 4 squadre, l'anno scorso eravamo 6, quest'anno sono 8 squadre di livello, come vedete, buono, alto. Ci siamo inventati oltretutto lo Skill Challenge, in puro stato NBA, in stile NBA. Niente, gara dei 3 punti, Skill Challenge, 2 ball, con le varie piazzole, con le varie posizioni che valgono dei punti. Niente, tanto divertimento. È nata come sfida, è nata anche come forma di autofinanziamento per la società, ma il vero fine è il divertimento per tutto il paese, l'aggregazione, lo stare insieme è veramente il basket che vogliamo noi.
semifinale. Prima semifinale di Big House, P-Easy contro prima P-Easy con la maglia arancione, prima con la maglia nera, partita che è ancora inchiodata sull'1-0 in favore della formazione arancione. 10 minuti, questo il tempo previsto per questa prima semifinale di Big House, torneo organizzato dai Madas Siliqua che ha richiamato come da tradizione una grande cornice di pubblico qui nell'anfiteatro comunale di via Oslo a Siliqua. È arrivata intanto la risposta da parte dei prima con Manuel Fois a segno con l'arresto e tiro, mano mancina, ora la rubata da parte dei prima che si riportano in zona offensiva. Fois fuori, la finta di Badellino che poi parte in palleggio, lo scarico a cercare il numero 2, si tratta di Lorrai. La formazione, lo avrete notato, dei prima è interamente composta da ragazzi che hanno affrontato l'ultimo campionato di Serie D con la scuola basket Cagliari. Streetball, dicevamo, dunque un tempo da 10 minuti oppure vince chi arriva prima a 21, sono queste le regole del basket di strada, il basket riportato in auge da questo torneo organizzato, come detto, per la quarta volta consecutiva dai Madas, torneo di Big House che continua a scalare posizioni in Sardegna, ormai un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama estivo della Sardegna del basket. Intanto è arrivata una palla persa da parte dei P-Easy, manovra in attacco prima con il tiro mandato a segno da Spano, tiro da 3 punti, allora 5-4 ora il punteggio, 6 minuti e 56 secondi al termine della partita. La palla fuori per Borghero che prova la penetrazione e va a segno, fa valere tutto il suo spessore tecnico Borghero che, come abbiamo detto, ha affrontato l'ultimo campionato di Serie C con l'Elmas che poi ha deciso di non confermare quella categoria che aveva guadagnato sul campo, affrontando tra l'altro anche i playoff al primo turno. Sconfitta la formazione allenata da coach Disa contro l'Accademia Basket, ripartirà dai giovani l'Elmas. Intanto è arrivato un altro fischio arbitrale, palla persa dai P-Easy in attacco, ora Badellino, la finta e poi il passaggio di Lorrai all'indirizzo di Spano, ancora Spano che si sente carico da 3 punti, la spara e la manda ancora a segno. Allora sorpasso da parte dei prima sul punteggio di 8-7, 5 minuti e 58 al termine. Ora Borghero dalla lunghissima distanza, il suo tiro è lungo, rimbalzo conquistato da Spano, qui fermato da Lasio. Ora la palla fuori ancora per Spano che ci ha preso gusto, una tripla stavolta sarebbe stato veramente troppo, tripla corta, Spampinato applaude in panchina comunque al coraggio di Spano che ha tentato, come detto, la terza tripla consecutiva. Attaccano ora i P-Easy con Lasio che prova a prendere il centro dell'area, tiro fuori misura, rimbalzo dell'onnipresente Borghero che però non riesce a correggere sotto misura. P-Easy ancora in attacco. Ora la palla in post per Pili, c'è un fischio arbitrale e ancora una rimessa in attacco. Ricordiamo che le regole dello streetball non prevedono, almeno in questo caso, dei tiri liberi. In caso di fallo sul tiro da 2 punti verrà concesso automaticamente 1 punto, 2 punti invece in caso di fallo sul tiro da 3 punti. Palla persa intanto dai P-Easy, allora in attacco ancora i prima con il tiro da 3 punti sbagliato da Lorrai. Dall'altra parte Lasio prende il centro dell'area, alza la parabola, va a segno, contro sorpasso P-Easy sul 9-8, partita molto avvincente. Siamo arrivati alle semifinali dopo una fase di qualificazione, il livello agonistico ora è salito, ora non si scherza più, tutte le squadre in campo vogliono conquistare il torneo di Big House. Palla ora terminata oltre la linea di fondo, si continua a giocare, la rimessa eseguita da Borghero, ora il palleggio da parte di Pili che porta il pallone in zona offensiva, al cambio di mano Borghero, partenza in palleggio, fronte a canestro, decide di scaricare all'ultimo momento ma non c'è una traiettoria di passaggio pulita. A buon gioco Lorrai nel riconquistare il pallone e portarlo in attacco, guadagna una rimessa dal fondo il giocatore
della scuola basket Cagliari. Ora arresto e tiro dall'angolo e lungo rimbalzo di Lasio che prova a rispondere per i Pisi. Intanto scorre il cronometro, 3 minuti e 50, Lasio dietro schiena. Errore da sotto inusuale per Lasio, che però con caparbietà riesce a conquistare il rimbalzo offensivo e a mandare a segno il canestro che permette a P-Easy di allungare sull'11-8, ma dall'altra parte Spano dà un saggio di tecnica davvero importante. Poi anche palla recuperata da parte di Prima, che qui prova a mandare a ridosso del canestro Manuel Fois, rimessa in attacco per Prima, lo stesso Manuel Fois che va a rimettere in gioco la finta e poi il passaggio all'indirizzo di Badellino, che non riesce però a mandare a segno il lay-up con la mano sinistra. C'è il fallo commesso dallo stesso Badellino, 3 minuti e 4 secondi al termine, 11-10 il punteggio. Borghero si prende il tiro, lo manda a segno, Borghero da 3 punti e questa è la segnalazione dell'arbitro. E allora attenzione, perché P-Easy allunga ancora sul +4, 14-10, errore sanguinoso da sotto e allora provano a uccidere la partita i ragazzi in maglia arancione. Dall'altra parte errore però per Pili, ci prova Spano, c'è un altro fischio arbitrale. Prima in attacco deve cercare di ricucire questo strappo, Badellino, partenza in palleggio, fermato non fallosamente, ma l'arbitro, il direttore di gara, opta per l'infrazione di passi. Dunque altra palla persa dai Prima. Lasio cerca di prendere il centro dell'area, fischio arbitrale, Borghero fuori, la finta, la partenza ottima in palleggio, altro fischio arbitrale e viene assegnato, come vi avevamo detto in precedenza, un punto perché c'è il fallo sul tiro. E allora 15-10 per P-Easy, ma Badellino non è d'accordo, tripla che riporta Prima sul -2, 15-13, prova a rendere Pamper Focaccia e ci riesce. Lasio botta in risposta dalla lunghissima distanza, prima Badellino, poi Lasio. Badellino però ha preso fiducia, va dentro con grande velocità, subisce il fallo della difesa. Partita molto avvincente questa, +4 P-Easy, 18-14 il punteggio, 1 minuto e 20 ancora la formazione arancione in attacco, avanti ora di 4 lunghezze. Ora con il numero 6 in attacco si tratta di Ferri, già recuperato il pallone però da parte di Prima, da 3 Spano stavolta non riesce a centrare il bersaglio grosso, si lotta a rimbalzo, esce vincitore Lasio che però un po' pigro qui, perde il pallone, proteste di Lorrai, il pallone che viene assegnato però ancora a P-Easy, 48 secondi, ancora un intercetto, qui c'è la palla persa, 18-14 sempre il punteggio, altra palla persa e come vedete dai gesti di stizza da parte dei giocatori in campo qui ci si tiene come a questo torneo. Qui fermata l'azione da parte dei Pisi, prova il tutto per tutto Prima, qui Spano fermato, anzi Badellino fermato fallosamente, 16 secondi al termine. Ora la tripla! Spano non si vuole arrendere, attenzione perché siamo in parità, 19-19, 6 secondi al termine. Borghero, 5 secondi per l'ultimo tiro di Pisi, Borghero riesce a portare il pallone dall'altra parte, ha il tempo per prendere la tripla, la manda però sul tabellone, poi c'è un tiro all'indietro tentato da Lasio e si va allora all'overtime, 2 minuti di supplementare per stabilire la prima finalista di BG House tra P-Easy e Prima. Overtime dunque all'anfiteatro di Via Oslo, subito un canestro per Badellino, rispondono i P-Easy però con questo canestro realizzato dal numero 5 Baghino, interruzione del gioco, 21-19 il punteggio, probabilmente c'è un problema con il cronometro. E allora è arrivato il verdetto,
Pisi passa in finale perché è arrivato a quota 21 e allora la regola dei 21 punti era valida anche in caso di supplementare. Finisce così questa prima semifinale, dunque la formazione arancione guadagna la finalissima e ora vedremo quale formazione andrà a sfidare in finale. Beijing House è il torneo più minors della Sardegna, allora non poteva mancare Marcello, amministratore e inventore della pagina L'Umiltà di chiamarsi Minors. Da cosa nasce questo connubio? Ma l'umiltà di chiamarsi Minors nasce dalla voglia di condividere le esperienze di tanti giocatori che magari non hanno talento, non hanno anche i mezzi finanziari per andare avanti, ma che ci mettono tanta passione e riescono a fare tante bellissime cose. E qui a Beijing House c'è il vero spirito dei minors. Assolutamente sì, siamo stati invitati l'anno scorso, io in particolare Carlo Pedrelli, il fondatore di questa pagina, e siamo stati invitati qua dai ragazzi di Siliqua per vedere questo bellissimo torneo che proprio racchiude il vero spirito minors con giocatori che non giocano a basket. È bellissimo vedere come si mettano della passione, fantastico davvero. Io da buon telecronista minors seguo la vostra pagina e vogliamo raccontare anche come è nato il vostro rapporto con i ragazzi di Siliqua. In questo senso Galeotto, tra virgolette, è stato Ali Gassama, che qui gioca, aveva conquistato tra l'altro la promozione in Serie D lo scorso anno con Siliqua. Esatto, la collaborazione con i ragazzi nasce da un articolo fatto appunto da Carlo Pedrelli che raccontava la storia di Ali, come era arrivato in Italia e come aveva conosciuto questa bellissima famiglia di Siliqua. E Stefano Frongia ci ha invitato a questo torneo vedendo l'articolo e niente, già l'anno scorso è stato meraviglioso, quest'anno ancora più bello davvero, e anzi ne approfitto per ringraziare tutti i ragazzi dello staff, Marco, Peppe, Robertino, Simo e Ste, proprio perché insomma erano fan della nostra pagina e adesso sono diventati amici ed è questa la cosa più importante. È tempo della seconda semifinale di Beijing House in campo, i figli del disagio contro Bakuku. Intanto in precedenza c'era stato un piccolo malinteso, il primo canestro realizzato nel corso del supplementare era stato mandato a segno da Badellino, dunque visto che si era andati all'overtime sul 19 pari, allora in finale ci va prima che attende di conoscere dunque la formazione vincente di questa seconda semifinale. In campo, come detto, Bakuku e i figli del disagio. Bakuku, formazione composta in larga parte da giocatori che hanno vinto l'ultimo campionato di Serie C Silver con l'Accademia Basket. Un altro giocatore raggiungerà a brevissimo la formazione dei Pirati, si tratta di Giuseppe Floridia. Dall'altra parte i figli del disagio, capitanati da Piseddu, che è andato a segno in precedenza, ma soprattutto direi da Andrea Spampinato, finalista del campionato di Serie C Silver, in quel caso con l'Esperia Cagliari. Ora manovrano in attacco i figli del disagio, proprio Spampinato va a prendersi il pallone, step back, il tiro in allontanamento, secondo ferro, tocca a rimbalzo Piseddu che viene però stoppato. Ancora in attacco però Piseddu, trova col ribaltamento dall'altra parte Mennella da 3 punti, canestro ancora dei figli del disagio che allungano sul punteggio di 6-0 quando mancano 8 minuti e 36. Cicotto però a mano e lo fa vedere col tiro frontale sempre da 3 punti. Cicotto 3-6. Piseddu qui prova ad andare dentro con la mano destra, fermato dal fallo, rimessa dal lato sempre per i figli del disagio con Mennella. Mennella prova e riesce a eseguire il passaggio consegnato per Savarese, che però poi perde il controllo del pallone. C'è una segnalazione arbitrale rimessa dal lato per i figli del disagio, ancora con Savarese, preso in consegna da Pintus, giro sul perno di Savarese, è difettosa secondo la lettura arbitrale la difesa di Andrea Pintus e dunque rimessa dal fondo per Savarese. Sempre 6-3 il punteggio in favore dei figli del disagio, che ora sbagliano con Savarese un tiro dall'angolo, ma c'è rimbalzo d'attacco, bella circolazione in ritmo. Spampinato scheggia però il ferro e allora Cicotto protegge l'uscita del pallone. Tempo continuativo, si è già ripreso a giocare ora con il numero 6 Sanna e poi Floridia a segno con il piazzato del -1. Bakuku 5-6 il punteggio. Beijing House in
collaborazione con l'umiltà di chiamarsi Minors, pagina Facebook di riferimento per tutti gli appassionati di basket Minors e non. Intanto le doti di ball handling le state vedendo da parte di Andrea Spampinato, ancora step back e poi la partenza di Savarese, qui fermato forse con un fallo, non è così secondo gli arbitri. Mennella è in ritmo, preferisce però la finta e la partenza in palleggio, errore contropiede di Floridia che scarica alla grande per Cicotto. Arriva poi il layup vincente che vale anche il sorpasso per Bakuku sul 7-6. Bakuku che oltre a questi 4 giocatori che vedete in campo in questo momento può disporre anche di Luigi Cabriolu, che vedremo all'opera probabilmente più avanti. Ancora Floridia in contropiede che cerca di coordinarsi ma non trova il canestro, rimbalzo di Sanna che sbaglia incredibilmente da sotto, Spampinato, e poi riparte subito l'azione dei figli del disagio. Pisedu no look per Mennella, fuori c'è Spampinato, la sua solita finta, la partenza va dentro con grande maestria Andrea Spampinato, canestro che permette ai figli del disagio di tornare avanti sul punteggio di 8-7, 6 minuti 6 secondi al termine di questa seconda semifinale di BG House edizione 2016. Qui rischia Savarese andando a caccia di questo pallone vagante, recuperato però Pintus che cercava un altro scarico con gli effetti speciali all'indirizzo di Sanna. Non va a buon fine questa giocata, allora i figli del disagio recuperano il pallone, interruzione del gioco perché c'è da sistemare una parte del campo che si è leggermente rovinata in occasione del tentativo di Savarese in precedenza di recuperare il pallone. Un fondo allestito dagli instancabili Madas di Siliqua che organizzano, come detto, questo torneo BG House edizione 2016, un paese intero chiamato a raccolta e che ha risposto come sempre alla grande. Il torneo dei Rioni è andato in maniera davvero oltre le aspettative, potremmo dire, e assisteremo anche all'All Star Game dedicato a questa parte, che poi è la parte principale di BG House, cioè le persone che normalmente non si occupano di pallacanestro nella loro vita diventano giocatori di basket per 10 giorni, tanto è la durata di questa kermesse. Tanto è ripreso il gioco qui, Sanna prova ad andare dentro, fermato fallosamente, fallo di Piseddu, e allora ha segnato un punto per il fallo sul tiro. 8-9, meno 9 Bakuku, qui Spampinato prova a prendere la linea di fondo, il fallo commesso da Floridia, non in azione di tiro, allora c'è una semplice rimessa dal fondo in favore dei figli del disagio. Qui lo scarico di Piseddu che però non riesce a salvare il pallone. Ora Pintus, Floridia, la combinazione tra i due, Floridia ha lo spazio per il tiro, preferisce però la penetrazione, il suo tiro è sbagliato, corto, Mennella recupera il pallone, lo porge all'indirizzo di Piseddu. Ora ancora Mennella, il tiro in allontanamento sbagliato, si lotta a rimbalzo con Sanna che esce vincitore dalla lotta. 4 minuti e 20 oppure a 21 si chiude. Sanna, ancora un fallo prima però del tiro da parte del giocatore in maglia verde numero 6. È arrivato intanto il momento di Luigi Cabriolu che si alza dalla panchina, ancora però non è il momento per il suo ingresso sul campo. Il tiro intanto tentato senza successo da Davide Cicotto. E poi fallo che Savarese voleva sul tiro da 3 punti, l'arbitro però non è d'accordo, e allora Savarese si prende l'arresto e tiro e lo manda a segno. Azione pulitissima qui da parte di Savarese, qui figli del disagio pressano e allora si espongono al contropiede fulminante di Bakuku. Qui Floridia con la mano sinistra appoggia comodamente il canestro del 10-11. Rimbalzo ancora di Savarese che prova a prendersi la scena, stoppattona però qui da parte di Davide Cicotto. Floridia sotto per Pintus, la finta, si coordina Pintus, l'errore ma corregge al rimbalzo Davide Cicotto. 2 giocate decisive in fila per Davide Cicotto. Bakuku allora sorpassa 12-11 il punteggio, continua a scaldarsi in panchina Luigi Cabriolu, mentre Andrea Spampinato prova a penetrare da destra
Pallone che viene assegnato alla formazione verde, la fuga di Sanna. Altro fischio arbitrale, ora Spampinato in attacco. Pescato sotto, molto bene Mennella che però sbaglia da sotto canestro. Chiede scusa Mennella a Spampinato che aveva avuto un'ottima intuizione in precedenza, e poi c'è spazio per Sanna che non perdona dalla lunga distanza, e attenzione perché Bakuku si porta sul +2, 15-13, 2 minuti e 35 al termine. La finta di Savarese che fa saltare l'avversario e segna appoggiando al tabellone. 15-15, partita equilibrata, così come era stata equilibrata anche l'altra semifinale. Stavolta arriva un errore da parte di Cicocco. Spampinato intanto vuole fare tutto da solo, segna ma sfonda secondo gli arbitri, è incredulo Andrea Spampinato, e arriva anche il fallo tecnico per il giocatore che ha disputato l'ultima stagione con la canotta dell'Esperia Cagliari, arrivando fino alle fasi nazionali del torneo, un punto più possesso. Dunque questa è la sanzione in caso di fallo tecnico. Qui fallo sul tentativo di tiro da parte di Floridia, è assegnato un altro punto, e allora 17-15 il punteggio. Spampinato, vediamo se prova a rifarsi. Spampinato da 3, sfortunato qui Andrea Spampinato. Rimbalzo di Cicotto che sale più in alto di tutti. Sanna ha il corridoio, va per la stoppata, Spampinato lo disturba, non va a segno Sanna. Savarese cortissimo, tocca lo stesso Savarese che era andato velocissimo al rimbalzo, poi capolavoro di Mennella lungo la linea di fondo, canestro della parità a quota 17, 1-15 al termine. Siamo in odore di supplementare anche in questa seconda semifinale di Big House. Sanna da 3, 19, anzi 20-17, un minuto al termine. Sanna da 3 punti, Spampinato corto, però Spampinato, gran rimbalzo di Pisedu, sfortunato, Spampinato che poi recupera nuovamente il rimbalzo, centro dell'area, fuori per Savarese, step back e tiro sbagliato qui. Pintus va a caccia del pallone, lo recupera Cicotto, dentro per Floridi e poi ancora Cicotto, ancora con mano morbida. 22-17, dimenticato dall'altra parte Spampinato che ha gioco facilissimo nel realizzare il canestro, ma la partita era già finita e il canestro realizzato in precedenza da Cicotto era valso il 22esimo punto, e allora in finale ci va Bakuku contro Prima, e questa è la finale dell'edizione 2016 di Big House. 3, 2, 1, go! È a tempo la gara. Rimbalzo. Salva a destra. Passaggio teso. Un altro. Bravissimo. Lay up. Che vuole anche schiacciare, se vuoi. Dimitro Mercato da quello. 5 batterie. Directa Sport Web TV. 3, 2, 1, go! Svega, quale idea è questo? Svega! Un campionato vinto insieme, poi promozione in Serie D. 20 secondi Friso, accelera un tantino Friso, raga. Un po' di incazzo. 6, 5. Vai Friso, vai, dovete essere un tantino più veloci ragazzi, è il bello della gara, basta. Quando sono arrivato qui ho visto il campo da basket, mi sono sentito a casa, e non è ruffianeria, non è una frase fatta, ma è la realtà. E sentendo poi il racconto che i ragazzi che organizzano questo
questo meraviglioso spettacolo mi hanno fatto, del come si è generata la storia e del come la storia poi va avanti, mi sono reso conto ancora di più che la favola della Dinamo e BG House hanno qualcosa in comune. BG House, festa del basket, e allora non poteva mancare una rievocazione del momento più alto nella storia del basket isolano, ovvero lo scudetto della Dinamo Sassari. Giovanni De Sole, la nuova Sardegna, ma anche addetto stampa della Dinamo Sassari per tanti anni, quest'oggi a BG House, perché? Perché un saluto a tutti voi, perché è una festa del basket, perché mi piace raccontare il basket, perché mi piace guardare il basket, e ho scoperto solo quest'anno questa piccola gemma qui al sud dell'isola e ho pensato che valesse la pena venire qui, viverla e magari raccontarla anche. Racconterei in particolare di Meo Sacchetti, un personaggio che hai conosciuto nel corso della tua esperienza alla Dinamo Sassari. Di cosa si tratta in particolare? Meo è stato indubbiamente uno dei pilastri della storia della Dinamo, di una storia recente che è culminata con un triplete che nessuno si sarebbe mai aspettato, che invece si è concretizzato sul campo. Io mi sono permesso, dopo averlo conosciuto come allenatore ma anche come persona, di scrivere un piccolissimo racconto su di lui. Una persona fatta di roccia, una persona costruita sul sacrificio, una persona a cui nessuno dava 2 lire, che invece ha dimostrato che col suo basket si può anche vincere, soprattutto divertendo. Sono varie le tue iniziative editoriali attorno agli ultimi anni ricchi di successi della Dinamo Sassari, te li lascio presentare. Sì, io ho avuto la fortuna e l'onore, grazie alla disponibilità della società, di poter scrivere anche un libro sulla Dinamo Sassari, il racconto del triplete, si chiama Giganti al cubo, dire un viaggio possibile. È la storia di un gruppo che ha saputo costruire in mezzo a tantissime difficoltà un qualcosa che rimarrà per sempre negli albi e nella memoria dei tifosi. Rappresentanti dell'isola, Giganti di Sardegna, quindi diciamo che è un qualcosa che fa piacere a tutti a prescindere dal colore. Siliqua, finalissima, torneo pro. Bakuku, con Armenta, col 4, Andrea, Pitus, con 3, Davide, Ciccotto, con 5, Gabriele, Calandra, con 2, Giuseppe, Florida, con 6, Ludovico, Sanna, coach, Piero Pitus. Maglia nera, prima, WM, con 3, Manuel, Faus, con 1, Riccardo, Padellino, con 4, Lorenzo Spanu, con 2, Mattia, Lorrati, coach, Ciccio, Cinus. Ti dicono la gara, il signor Mattia Curreni, il signor Emanuele Marino. Finalissima BG House edizione 2016, in campo ci sono Prima e Bakuku in canotta verde, in maglia nera invece gli avversari. È già iniziata la partita, 10 minuti come di consueto, si arriva a 21, c'è Luigi Cabriolu nelle fila di Bakuku, aveva accusato qualche leggero fastidio, prontamente risolto però in campo, in formissima Luigi Cabriolu, che rimette ora il pallone in gioco, l'anticipo da parte di Manuel Fois però per Prima, palla recuperata, contropiede subito imbastito dal quartetto in maglia nera, la tripla di Badellino che si spegne sul primo ferro, rimbalzo conquistato da Spano e poi c'è Lorrai che prova a prendere il centro dell'area, il tiro in acrobazia va a segno e si sblocca allora il punteggio. 2-0, palla recuperata intanto da Badellino che si invola in contropiede, prova a salire alto per la stoppata Florida ma non ci arriva, allora 4-0 per Prima. Dall'altra parte Ciccotto ha servito Floridi, ancora Floridia con la mano sinistra, trova bene l'equilibrio per appoggiare al tabellone il canestro del 4-2. Ora manovra in un angolo, Prima c'è Manuel Fois che prova a prendere la linea di fondo, cambia mano di fronte a Ciccotto che lo tiene bene, tiro in allontanamento, ancora un errore, ancora Fois che lotta sul pallone vagante, riesce a girarlo all'indirizzo di Badellino e poi tripla presa da Spano, rimbalzo conquistato da Bakuku con Sanna che cerca
di sfidare la difesa avversaria, trova un fischio arbitrale, può rimanere in attacco la formazione in maglia verde da 3, Davide Cicotto. 5-4 ora il punteggio, sorpasso allora per i verdi, dall'altra parte doti anche di Bolendrick per Spano, qui Lorrai cerca l'equilibrio, non lo trova, Floridia rimbalzo, corre dall'altra parte coast to coast, lo scarico ottimo per Cicotto che appoggia con il semigancio destro il canestro del 7-4+3, massimo vantaggio in questa partita per Bakuku, prova però a rispondere e ci riesce ancora Spano per prima 7 pari, dall'altra parte c'è Sanna, errore per Sanna da sinistra, Manuel Fois in contropiede per Badellino, capisce tutto però Floridia, ha recuperato Cabriolu in ritmo per il tiro da 3 punti, però non va a buon fine. Soluzione affrettata qui per il giovane dell'Accademia Basket, fanno parte dell'Accademia Basket anche Floridia e Pintus. Intanto abbiamo rischiato grosso con il pallone che è arrivato a ridosso della nostra postazione. Dicevamo Floridia, nuovo giocatore dell'Accademia Basket, hanno fatto parte del roster della scorsa stagione invece Pintus e Cicotto che sono in questo momento in campo nelle fila di Bakuku. Sanna ora in possesso del pallone per Bakuku, va a difendere forte Lorrai in questo caso, il blocco di Cicotto che poi si apre, non riceve in questo istante, pensa al tiro da 3 punti ma solo per un attimo, il tiro in allontanamento, ancora gran mano per Davide Cicotto, giocatore che ha davvero una mano molto educata, grande padronanza tecnica per lui. Tanto Spano ancora si prende la responsabilità, errore stavolta, 9-8 sempre il punteggio in favore di Bakuku, 6 minuti e mezzo per chiudere la partita. Qui la penetrazione, l'arresto e tiro poi tentato da Giuseppe Floridia, un altro errore per Floridia che qui però si fa perdonare andando a conquistare il pallone vagante, poi tripla per Floridia. Canestro del 13-8, attenzione perché Bakuku prova a prendere il largo sul +5, 13-8, fischio arbitrale, un punto assegnato ora a prima con Floridia, qualche difficoltà, il pallone carambola nella metà campo difensiva, lo recupera Cabriolu che poi si tuffa nel cuore dell'area, riceve il fallo, lo ha commesso Manuel Fois e ha assegnato anche in questo caso un punto a Bakuku. Badellino dal palleggio, 5:40 per chiudere la partita, Badellino fuori, ora Lorrai, anzi Spano dentro per Badellino, il tiro cadendo all'indietro non è buono, allora prova a punire in contropiede Sanna con questa soluzione in corsa, errore, rimbalzo per Cabriolu che tiene vivo ma sbaglia il passaggio di riapertura e allora ci mette gli effetti speciali, Manuel Fois schiacciata a 2 mani. 14-10, vibrano i tabelloni di Siliqua per la Pimani di Manuel Fois, spettacolo, adrenalina per il giocatore della scuola basket Cagliari. Badellino, extra passaggio per mettere in ritmo Lorrai, vola a rimbalzo Manuel Fois dopo l'errore e fallo su di lui. 14-11 ora il punteggio, 4:50. Floridia non può controllare questo pallone. Tanto cambio nelle fila di Bakuku, è pronto a entrare Pintus, però Cabriolu ritarda il cambio, vuole ancora rimanere in campo, bella linea di fondo qui per Badellino che però è sfortunato, non riesce a trovare la giusta misura, allora porta il pallone in zona d'attacco Luigi Cabriolu, era una buona idea la sua, lo scarico per il tagliante, in questo caso Sanna che voleva un fallo, non è d'accordo il direttore di gara, si rimane così, sempre +3 Bakuku, 14-11, 4:23, bella iniziativa di Spano qui con lo step back, errore però per Spano e allora ancora Bakuku in attacco, anticipo di Fois che capisce tutto, Cicotto va a spendere il fallo, intanto Manuel Fois era decollato ancora una volta per cercare la schiacciata, gioco abbondantemente fermo, si riprenderà con una rimessa dal lato in favore di Prima con il numero 2 Lorrai, va dentro, mano sinistra, alza la parabola, va a realizzare il canestro del -1, 14-13, 3:55. Sanna, ancora Sanna controllato da Lorrai, molto aggressivo nella sua difesa,
Bello però il cambio di mano, il crossover di Sanna, rimbalzo per Cabriolu che però non riesce a concludere in maniera vincente. Badellino, ancora Badellino, fa dentro, mano destra, fallo speso da Cabriolu e punto automaticamente assegnato a Prima, che allora impatta a quota 14. Cabriolu si è accusato immediatamente del fallo, 3:20, situazione di perfetta parità qui all'anfiteatro di Via Oslo a Siliqua. Bijinaus edizione 2016, si stabilisce il vincitore tra Bakuku e Prima nel torneo pro. Qui Lorrai, anzi Spano, canestro col piazzato fronte a canestro, Floridia dall'altra parte ripaga con la stessa moneta, 16-16. Giuseppe Floridia, l'ultimo campionato nelle fila del Generugi, a 13 punti di media con un high stagionale di 31 realizzato contro Sinai. Fois ci fa vedere che non sa solo volare ma sa anche metterla dalla lunga distanza e regala il +3 a Prima, 19-16. Poi va a commettere il fallo lo stesso Manuel Fois in azione di tiro, un punto assegnato, di nuovo -2 per Bakuku. Attenzione perché mancano 2 punti per il successo di Prima, che ora riceve un punto. È 17-20, situazione che vede ora la formazione in maglia nera a un passo letteralmente dalla vittoria. Manca un punto, 17-20 il punteggio, ha ben poco da perdere Bakuku, che ora affida il pallone nelle mani di Cicotto, che cerca di sfidare la difesa avversaria. Il tiro sbagliato, rimbalzo di Pintus, che nel frattempo è entrato al posto di Cabriolu. C'è Floridia, prende il tiro da 3 punti, Floridia, incredibile, parità, quota 20, degnissimo finale per un'edizione da ricordare di Bijinaus. Fuori Lorrai da 3, primo ferro Cicotto, e attenzione perché Bakuku può vincerla. Ora Sanna preso in consegna da Lorrai, ancora Sanna dal palleggio, mano sinistra, rischia di perdere il pallone, lo recupera Pintus che trova il corridoio, mano destra, lo scarico sotto per Cicotto che non può tenere lì il pallone. Attenzione allora Badellino, la palla per Spano in un angolo, Lorrai fa circolare bene per Fois, a spazio, tripla corta però per Fois, e allora c'è Sanna, non c'è un attimo di sosta, Sanna segna Sanna, e allora l'edizione 2016 di Bijinaus va a Bakuku. Formazione composta, lo ricordiamo, da Cicotto, Sanna, Floridia, Cabriolu e Pintus. Sono loro i vincitori dunque nella categoria pro. L'edizione 2016 di Bijinaus allora volge al termine, è tempo per tracciare un bilancio con uno degli organizzatori, qui li vedete tutti, insomma una squadra affiatatissima, Marco Porcu, edizione 2016, mi pare che sia stato un assoluto successo. Sì, assoluto successo, speriamo, questo lo devono dire gli altri, non noi. Niente, colgo l'occasione per sottolineare che questo è lo staff, quello che inizia magari a muovere i primi passi da febbraio, marzo, ma dietro c'è un mondo intero e sarebbe egoistico escludere tutti quanti. Quindi noi spesso ci prendiamo i meriti e ci prendiamo la vetrina, ma Bijinaus non siamo solo noi. Niente, quindi sì, siamo molto soddisfatti di come è andata questa edizione, perché abbiamo preso qualche rischio come facciamo ogni anno e probabilmente ci ha detto bene anche questa volta. Ti lascio nominare intanto tutta la squadra, se hai piacere ovviamente di farlo. Ovviamente nomino questi perché tutti sarebbe impossibile, ne dimenticherei qualcuno. Fabio, sceso dalla Germania solo per l'occasione. Stefano, va bene, allenatore, diciamo creatore di Bijinaus. Robertino là dietro, Simone qua a fianco a te, Peppe lo speaker, non ha bisogno di presentazioni. Noi siamo Bijinaus.